Scuola, taglio di 381 cattedre in Sicilia per il calo delle iscrizioni. Davide Saia. Il Ministero della Pubblica Istruzione taglierà a partire dal prossimo anno 381 cattedre in Sicilia. Questo quanto emerge dal decreto pubblicato lo scorso 27 febbraio dal MIUR per l'anno scolastico 2015-2016, nonostante si sia ancora in attesa di conoscere la forma e i contenuti della riforma dedicata alla scuola. Il mondo dell'insegnamento siciliano dovrà fare conti con questa spiacevole notifica. Si tratta di un dato figlio della fisiologica conseguenza del calo delle iscrizioni, che hanno visto una decrescita della popolazione scolastica di 6.200 alunni rispetto allo scorso anno, numeri che lievitano se sommati a quelli dell'ultimo lustro, che vede un calo complessivo di 25.000 studenti rispetto al quinquennio precedente. Per l'istruzione siciliana si tratta di una vera e propria batosta, poiché a partire dal prossimo anno l'assegnazione delle cattedre non sarà più di diritto, cioè conteggiato in base al numero degli iscritti. Si dovrebbe passare alla cosiddetta modalità funzionale dell'autonomia, che permetterà alle scuole di ottenere un'assegnazione di personale che potrà essere utilizzato, oltre che per coprire le esigenze orarie delle singole classi, anche per l'ampliamento dell'offerta formativa, per sostituire i docenti vicari e per tutte le esigenze dei singoli piani dell'offerta formativa. Una situazione che penalizzerebbe i docenti di ruolo, che avranno meno possibilità di essere trasferiti da una scuola all'altra, mentre per i precari, in attesa che si concretizzi la maxi assunzione da 120.000 posti, che tuttavia non soddisferà l'intera categoria, cambierà ben poco. Nel frattempo a Roma sembra tutto pronto per far approdare una parte del pacchetto scuola in Consiglio dei Ministri. Si tratterebbe comunque di un disegno di legge da sottoporre poi a maggioranza e opposizioni e non più di un decreto così come ipotizzato inizialmente. Ma come spesso accade al momento su queste nuove regole che disciplineranno il mondo della scuola vige incertezza e confusione, così come confermatoci anche dal provveditore agli studi di Agrigento Raffaele Zarbo, che ha dichiarato di essere ancora in attesa dei dati provinciali relativi al 2014. Purtroppo